Allora, siamo qui ai microfoni di Radio Sud Sardegna, sugli schermi veramente di Radio Sud Sardegna, siamo ancora con mister Stefano Soro. Mister, una prestazione un po' al di sotto delle aspettative forse? Sì, forse un po' al di sotto delle aspettative, però bisogna anche dare il merito all'avversario. Ah, Abbiamo trovato un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà, molto fisico, sì. però abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato in verticale come volevo. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi, dai, che stanno andando alla grande. Ma un'osservazione sulla tenuta fisica magari del portierino che è stato inserito sul finale di partita. Il portiere era un po' emozionato, però è stato il suo esordio nella categoria giovanissimi. Sono molto contento per lui perché questa partita gli serve per sbloccarsi, rompere l'incantesimo dell'emozione. Sono sicuro che nelle prossime partite entrerà bello carico e darà il suo contributo alla squadra. Allora, le prospettive per questo campionato, c'è un Ussana che stupisce, non ci aspettavamo questi risultati, ma ormai siete lanciati. Quali sono le vostre ambizioni di classifica? No, guarda, dobbiamo restare umili perché è un campionato tosto. Il mio motto è l'umiltà prima di tutto. Lo sanno anche i ragazzi, l'hanno capito. Sono sicuro che se continueranno a impegnarsi così durante gli allenamenti, durante le partite, si toglieranno delle grosse soddisfazioni, sono sicuro. Mister Soro ha imparato come intortare gli intervistatori. Esatto, sì, molto Sky, DAZN.